Allora, dicevo, Movimento di Liberazione Nazionale Sardo, perché e che cosa è? Prima di tutto voglio dire che non è un partito politico, non è un movimento culturale, non è l'associazione Fate Bene Fratelli. È stato costituito come soggetto di diritto internazionale, pertanto agisce al pari di uno Stato e diviene destinatario legittimo delle norme di diritto internazionale. Agisce e si qualifica sempre nell'alveo della legalità, soprattutto quella internazionale, e disconosce l'autorità dello Stato occupante che occupa con la forza la nostra patria e ci impedisce il diritto di sovranità è assolutamente illegale. Pertanto noi agiamo contro l'ordinamento giuridico, perché la nazione sarda è occupata da uno Stato straniero. Non riconosciamo in nessun modo l'autorità straniera italiana e non siamo né soggetti né assoggettabili all'autorità straniera italiana. Per quanto ci riguarda, l'Italia non è altro che un paese straniero, nemico perché ci sta distruggendo e ha occupato illegalmente le nostre terre. Noi eserciteremo la sovranità soltanto quando il popolo sardo arriverà a eleggere i propri rappresentanti secondo gli usi, costumi che esso deciderà. Il nostro compito, che è un ruolo che a me piace definire tecnico, è quello di traghettare la patria sarda verso libere elezioni che avverranno sotto l'egida delle Nazioni Unite. Fatto questo, che è lo scopo per il quale è stato costituito il movimento, noi cesseremo di esistere, ci rimetteremo nelle mani dei rappresentanti eletti dal popolo. Perciò non ci sono secondi fini, il nostro unico obiettivo è semplicemente liberare la patria sarda, come è giusto che sia. Perché attualmente la Sardegna è occupata militarmente, territorialmente, amministrativamente e ha perso la sovranità a causa dell'occupazione straniera. Ora, perché la scelta del Movimento di Liberazione Nazionale, che agisce in nome di un intero popolo per sua natura giuridica? Perché mettere d'accordo il 51% dei sardi a quanto pare è abbastanza difficile e comunque intercorrerebbe un lasso di tempo che non è consentito alla Sardegna, non abbiamo tutto questo tempo. Pertanto abbiamo deciso di costituire questo movimento che è l'unico legittimato ad agire in nome dell'intero popolo. Solo il Movimento di Liberazione Nazionale è legittimato a trattare con le Nazioni Unite e con gli Stati terzi. Ogni iniziativa successiva sarà avvalorata e assistita, compresa la Costituente, dal principio di effettività, come la forza tipo del nostro diritto all'autodeterminazione. Naturale evoluzione di un movimento di liberazione nazionale è stato costituito un governo provvisorio. Governo che non avrà il compito di governare effettivamente la Sardegna, ma dovrà gestire la fase di transizione che ci porta alle libere elezioni, dovrà assicurare che proseguono i servizi fondamentali come la sanità, le poste, l'ordine pubblico, tutte queste cose qui. Sì, dopodiché cesseremo di esistere. Abbiamo iniziato varie attività, tra cui quella dell'anagrafe sarda, è una cosa che ritengo importante e fondamentale, perché tutte queste registrazioni all'anagrafe saranno delle vere e proprie dichiarazioni di identità che arriveranno alle Nazioni Unite. Allora, l'attribuzione dello status internazionale ai movimenti di liberazione nazionale è il risultato di un fattore ideologico secondo cui si afferma il diritto, il principio dell'autodeterminazione. Il principio di determinazione, dell'autodeterminazione che è nato con la famosa Carta di San Francisco, ha avuto l'evoluzione con il Patto di New York del 66 e ben 11 anni dopo l'Italia ha ratificato con la legge 81 del 77. Cosa succede? Perciò
l'Italia quindi si è impegnata ad aiutare, propagandare, favorire i popoli che si vogliono determinare. Questo in teoria, perché poi di fatto non lo fa. Subdolamente ci attacca, perché l'Italia è uno stato criminale, formato da banditi che mai cercheranno, mai ci vorrebbero dare che noi ripristinassimo la legalità sul nostro territorio, riprendendoci la sovranità. Pertanto ci attacca. Pertanto il diritto all'autodeterminazione è come posso dire, un caso particolare del diritto internazionale pattizio, del diritto imperativo, con lo ius cogens, che praticamente cosa dice questo ius cogens? Dice che è nullo qualsiasi trattato che al momento della sua conclusione sia in contrasto con la norma imperativa del diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa del diritto internazionale generale, si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme, in quanto norma al quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere. Pertanto l'Italia legittimamente non può assolutamente evitare attaccarci in nessun modo. Un movimento di liberazione nazionale agisce in base, abbiamo detto, al principio di autodeterminazione. Contrariamente agli altri, per esempio, sono gli Stati che agiscono per principio di effettività. Altri importanti soggetti di diritto internazionale sono gli insorti. Quali sono i vantaggi che ha un movimento di liberazione nazionale rispetto agli insorti? È che gli insorti devono dimostrare il dominio sul territorio che rivendicano. Il movimento di liberazione nazionale no, agiscono in nome dell'intero popolo. Gli insorti possono essere attaccati dallo Stato oppressore, in questo caso l'Italia. Il movimento di liberazione nazionale no, anzi sono legittimati all'uso della forza e anche a fare la guerra di liberazione. Chiaro che nessuno può fare la guerra, però è legittimato a farlo. Per di più il movimento di liberazione nazionale, contrariamente agli insorti, possono in una qualche forma gli Stati terzi sono costretti ad aiutarli economicamente, non con forze militari. Agisce in nome dell'intero popolo, ma questo cosa significa? Questo non significa che il popolo non sia importante. Il popolo è sempre importante, è fondamentale. Però noi preferiamo non vendere fumo, offrire al popolo, cercare il consenso del popolo quando avremo realizzato, ci siamo quasi, una struttura valida, capace, in grado di gestire questa fase di transizione che ci porterà alle libere elezioni. La gente è stanca di sentire chiacchiere, è stanca di vedere gente che corre per poltrone di un'istituzione italiana come può essere la Regione Sardegna, che non ci porteranno mai all'indipendenza. La nostra è una rottura totale con l'istituzione italiana. È una dichiarazione di guerra pacifica dichiarata all'Italia. Non accettiamo, non consideriamo legittime le elezioni italiane svolte sul territorio, che siano comunali, regionali, politiche, non ci appartengono. Noi siamo la Sardegna, siamo lo Stato sardo. Dobbiamo riprenderci